Raggiunta l'intesa su Padova Est e braccio di ferro a questo punto, scontro politico sulla cessione gratuita delle aree da parte del Comune alla Regione Veneto. Facce scure e tensione palpabile al termine dell'ennesima riunione a Palazzo Balbi a Venezia per decidere l'ubicazione del nuovo ospedale di Padova. Il presidente del Veneto Luca Zaia è stato lapidario, ha messo sul piatto 3 ipotesi. Con la cessione gratuita delle aree si realizzeranno 2 poli, uno anche in città, al Giustinian. In caso di permuta o di esproprio ci sarà un polo unico. La Regione, voglio ricordare, è qui per evitare confusioni, che parte dal 2010 con un polo unico a Padova Ovest. Poi vengono fatte 2 proposte sia dall'amministrazione passata Bitonci che dall'attuale amministrazione, e questo è bene che venga chiarito, di fare un ospedale unico in via Giustiniani, perché entrambe le amministrazioni non hanno mai proposto di farne 2, ma di farne uno in via Giustiniani. Dopodiché nasce l'opportunità di farne 2 nel momento in cui ovviamente c'è la possibilità di avere quest'area gratuita. È vero che la gratuità pesa poco nel complesso dei conti, però era la situazione per uscire dall'impasse che c'era. Se torna fuori che il fatto dell'aspetto dell'area non gratuita, è ovvio che si torna al polo unico. Basito il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che replica così. Ma stiamo discutendo di 20 milioni su un'opera da 1 miliardo? O perché qualcuno l'ha promesso senza avere il potere di farlo, l'ha promesso al suo tempo? Non esiste. Perché ha raccontato bugie? Noi non abbiamo detto, non c'è un atto all'interno del comune in cui si dice che l'area è gratis. C'è un'email fatto a suo tempo senza valore giuridico, perché è stato fatto senza primo l'avallo del consiglio e a tempo scaduto, per cui non vale. Voglio capire perché tutti gli ospedali del Veneto sono stati costruiti su terreni che la Regione ha pagato e perché a Padova no? Perché? Perché Padova dobbiamo regalarli? Un pezzettino di ognuno di noi, a me non piace questo discorso. Io non faccio azioni politiche o vendette, io dico solo, ha pagato tutti gli ospedali, hanno dato il terreno, Padova no, perché? Non si capisce, stiamo parlando di 10 milioni, 20 milioni solo per dare ragione ai predecessori, è incredibile. In effetti in gioco ci sono solo 20 milioni di euro, un valore non sufficiente a giustificare una mancata intesa, se non fosse che la Regione non può concedere ciò che aveva negato al predecessore di Giordani. Ma il dibattito non è chiuso, i tecnici hanno i piani pronti. Noi abbiamo ragionato sul fattore tempo e sul fattore spesa, su quasi tutte le variabili che sono in gioco per fare un ospedale, come è ovvio. Mi pare che ci sono tempi molto brevi per definire la soluzione A, B o C che il Presidente ha prospettato. È un braccio di ferro tra Comune e Regione, anche se il suo interlocutore primo è proprio il Comune. No, il mio interlocutore è il Comune, ma io sono un dipendente della Regione. E c'è chi, nemmeno tanto sottovoce, motiva il decisionalismo di Palazzo Balbi quale pretesto per non farlo proprio l'ospedale di Padova, preferendo potenziare il polo sanitario trevigiano.